Noi capiamo che c'è una situazione emergenziale e quindi che forse dentro al pacchetto delle misure da prendere in questa emergenza per un tempo limitato c'è anche quello di mettere i medici in specialità, quindi quelli che stanno facendo il percorso di formazione nelle condizioni di avere degli assistiti, perché questo può aiutare. Ricordiamo che in Veneto quasi il 10% dei cittadini non hanno un medico di base, quindi che questa roba qua ci possa stare è vero in questo momento, ma non presentiamola come se fosse una roba scontata, ovvia e normale. È un'emergenza e in questa emergenza la regione ha una responsabilità pesante, perché mentre per onestà intellettuale sui medici specializzandi, diciamo così, ospedalieri, quindi appunto gli ortopedici invece che gli otorinolaringoiatri, il numero di borse di studio è fissato in larghissima parte dal governo con la legge di stabilità, le regioni possono solo aggiungere alcune borse, il Veneto ne ha aggiunte pochissime, per cui qualche responsabilità ce l'ha anche lì, ma i medici di medicina generale sono borse regionali, per cui sono le regioni che decidono quanti medici di medicina generale formano. Il Veneto negli ultimi anni ne ha formati molti meno della media nazionale, per cui noi per questa ragione siamo messi molto peggio degli altri. Martedì si ritorna in consiglio, per cui fra 2 giorni, e vediamo se la giunta e la maggioranza raccolgono alcune delle obiezioni fatte in queste settimane, anche appunto e soprattutto in realtà dai medici, e se avranno effetto, e quindi se per esempio ci sarà un abbassamento del numero degli assistiti, se sarà inserito il tutor, vediamo che cosa ne esce. Se invece ci dovesse essere la volontà di tirare dritto, non so come faremo ad avallare un modo di agire come questo.